Non lo trovava, passa disperso. Ci sono alcuni posti a sedere anche qua su in cima, nel presbiterio, sopra il presbiterio, dove c'è il coro. Ci sono almeno una ventina di posti a sedere. Per chi non avesse paura, si può approfittare anche del posto che c'è in cima. Sì, guarda, voi sono avanzati.
Ci diamo il benvenuto in questa sera dedicata alla preghiera. Ricordo, come ho detto prima, che pur essendoci persone in piedi, magari cerchiamo di distribuirci tenendo le distanze tra di noi il più possibile, il più possibile. Questa numerosa presenza è un dono di Dio, è una grazia che vogliamo condividere questa sera nella preghiera e con la comunità ucraina. Ci siamo raccolti infatti come comunità di discepoli di Gesù, il Re della pace, per chiedere il dono grande che è la pace. Abbiamo desiderato fortemente vivere questa serata di preghiera, in modo particolare insieme a una bella rappresentanza della comunità ucraina. L'abbiamo desiderato perché crediamo che la preghiera possa prima di tutto donare a ciascuno di noi la pace del cuore. L'abbiamo desiderato perché crediamo che la preghiera nello Spirito possa cambiare il cuore degli uomini. L'abbiamo desiderata questa sera perché vogliamo sostenere e accompagnare tutti i fedeli ucraini che abitano nei nostri paesi e nelle nostre case e che sono qui con noi anche stasera per pregare. Dice Paolo ai Romani: rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Questi sono giorni pesanti per i nostri fratelli e sorelle ucraini e per tutta l'Europa. Nella preghiera portiamo i pesi gli uni degli altri, per camminare ancora con la speranza nel cuore e compiere passi di pace. Ci mettiamo in piedi. E iniziamo con il canto che troviamo a pagina 3. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Ci scontriamo con l'oscurità della guerra, l'oscurità della violenza, l'oscurità del fratello che imbraccia le armi contro suo fratello. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Non avremmo mai pensato di vedere di nuovo guerra in Europa, guerra nelle nostre case, guerra tra i nostri amici e vicini. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende.
fumo che sale dalla nostra terra. Vorremmo fosse solo il profumo dell'incenso, non il fumo delle bombe, dei cannoni, della devastazione. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Il fuoco che arde nella notte non sia più quello della guerra e dell'odio, ma un fuoco che arde in tuo onore, Signore, alimentato dall'amore, dalla fraternità, dalla pace. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Questa notte non è più notte davanti a te, il buio come luce risplende. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice tra le genti e arbitro tra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto, cari fratelli e sorelle ucraini, italiani, di altre nazionalità, che siete qui insieme, siamo qui insieme per pregare il Signore. Al di là della lingua ci unisce l'unica fede e la certezza che il Signore anche in questo momento non ci abbandona. Proprio per questo con fede gli rivolgiamo la nostra supplica. Saluto anche tutti coloro che attraverso le frequenze della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli sono in comunione con noi in questo istante. Anche loro si uniranno con noi nella preghiera. Saluto Padre Yuri Kodan, che è il sacerdote ucraino che fa servizio sia a Belluno che a Vittorio Veneto e Conegliano per i nostri fratelli ucraini cattolici. Preghiamo. Dio misericordioso e forte, che annienti le guerre e abbassi i superbi,
allontana il più presto dall'umanità orrori e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci possiamo sedere e invochiamo il dono della pace con il canto che ripeteremo 3 volte. Signore, a chi confida in te, dona la pace, Signore, dona la pace. Signore, a chi confida in te, dona la pace, Signore, dona la pace, Signore, a chi confida in te, dona la pace, Signore, Dalla Costituzione pastorale Gaudium et Spes. È chiaro pertanto che dobbiamo con ogni impegno sforzarci per preparare quel tempo nel quale, mediante l'accordo delle nazioni, si potrà interdire del tutto qualsiasi ricorso alla guerra. La pace deve sgorgare spontanea dalla mutua fiducia delle nazioni, piuttosto che essere imposta ai popoli dal terrore delle armi. Bisogna rivolgere incessanti preghiere a Dio affinché dia loro la forza di intraprendere con perseveranza e condurre a termine con coraggio quest'opera del più grande amore per gli uomini, per mezzo della quale si costruisce virilmente l'edificio della pace. Tale opera esige oggi certamente che essi dilatino la loro mente e il loro cuore al di là dei confini della propria nazione, deponendo ogni egoismo nazionale ed ogni ambizione di supremazia su altre nazioni e nutrendo invece un profondo rispetto verso tutta l'umanità, avviata ormai così faticosamente verso una maggiore unità. Stiano tuttavia bene attenti gli uomini a non affidarsi esclusivamente agli sforzi di alcuni, senza preoccuparsi minimamente dei loro propri sentimenti. È inutile infatti che essi si adoperino con tenacia a costruire la pace, finché sentimenti di ostilità, di disprezzo e di diffidenza, odi razziali e ostinate ideologie dividono gli uomini, ponendoli gli uni contro gli altri. E ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore, aprendo gli occhi sul mondo intero e su tutte quelle cose che gli uomini possono compiere insieme per condurre l'umanità verso un migliore destino.
né ci inganni una falsa speranza. Se non verranno in futuro conclusi, stabili e onesti trattati di pace universale, rinunciando ad ogni odio e inimicizia, l'umanità, che pur avendo compiuto mirabili conquiste nel campo scientifico, si trova già in grave pericolo, sarà forse condotta funestamente a quell'ora in cui non potrà sperimentare altra pace che la pace terribile della morte. La Chiesa di Cristo, nel momento in cui, posta in mezzo alle angosce del tempo presente, pronuncia tali parole, non cessa tuttavia di nutrire la più ferma speranza. Agli uomini della nostra età essa intende presentare con insistenza, sia che la colgano favorevolmente o la respingono come importuna, il messaggio degli Apostoli. Ecco ora il tempo favorevole per trasformare i cuori. Ecco ora i giorni della salvezza. Ci alziamo in piedi per rivolgere al Signore la nostra preghiera. La reciteremo alternandoci a un solista dove le frasi sono in neretto, le leggeremo insieme. Ti prego, Signore, per la pace, pace per questo mondo. La gente ha pagato per esso sangue e lacrime, umiliazione e miseria degradante. Basta, Signore. Ma anche altri pagano con il loro sangue, con i loro soldi e forse con la loro malvagità, perché non ci sia la pace. Non tener conto di questo contro di loro. Per ripagarli della sofferenza e dei danni che essi hanno causato, dovresti distruggerli. Ma tu, Signore, sei venuto perché tutti abbiano la vita. Tu sei tutto misericordia, perdono e amore. Possa la pace che tu hai promesso agli uomini che tu ami scaturire da loro in torrenti di perdono e di amore, che avvolgano e trasformino anche quelle persone di cattiva volontà. Possiamo noi capire che il perdono, l'amore, la solidarietà sono molto più potenti della forza delle armi e dell'umana cattiveria, perché sono te. Amen.
pace, Signore, dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore, dona la pace. Ci possiamo sedere. Lettura dal discorso del Cardinal Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, di mercoledì 23 febbraio del 2022 a Firenze. Cari amici, mai come oggi risuona alle nostre orecchie la lezione di La Pira sul ruolo delle città nel mondo per raggiungere la pace mondiale. In questo momento, infatti, mentre soffiano inquietanti venti di guerra dall'Ucraina, gli Stati non sembrano avere la forza, a fronte dell'eventuale buona volontà dei loro leader, di superare il meccanismo strutturato dai rapporti di forza. I nostri popoli, le nostre città e le nostre comunità religiose, invece, possono svolgere un ruolo straordinario. Possono spingerli verso un orizzonte di pace e di fraternità. Ecco un'altra intuizione potente dell'ex sindaco di Firenze, che a partire da domani rivivrà in Palazzo Vecchio. Le città bombardate e saccheggiate gridano anche oggi che non vogliono più sopportare e accettare le guerre degli Stati. Non bisogna farsi ingenue illusioni. Mi tornano in mente a questo proposito i versi di un grande poeta del Mediterraneo, Salvatore Quasimodo. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. È realistico pensare che la pietra e la fionda possano essere ancora il metodo utilizzato per regolare la vita sul nostro pianeta, dopo che da circa 70 anni l'umanità intera è posta sotto la spada di Damocle di una potenziale ecatombe nucleare. Al di là degli egoismi e degli individualismi presenti nelle nostre società, non c'è un desiderio di carità, pace e giustizia nel respiro profondo dei nostri popoli. Torna il realismo di Giorgio La Pira. La guerra è impossibile nell'era atomica. Occorre trovare altre soluzioni per dirimere le questioni che dividono i popoli. Non c'è alternativa al negoziato globale. Anche il Covid-19 ci ha messi davanti alla necessità di passare dal paradigma del più forte a quello cooperativo e della solidarietà. Prendersi cura della persona umana ferita rappresenta da sempre un segno distintivo della carità cristiana. L'antica storia del Samaritano, ha detto Paolo VI nella locuzione finale del Vaticano II, è stata il paradigma della spiritualità del concilio.
Ieri, come oggi, la difesa e la promozione della dignità umana rappresentano la bussola del nostro agire sociale. Ci mettiamo in piedi per accogliere anche la parola del Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Chi ci separerà dalla sua pace? La persecuzione Ci sediamo per ascoltare il nostro Vescovo Corrado. Riprendo alcune frasi fra quelle che abbiamo ascoltato. La prima che mi ha colpito è quella tratta dal brano di Isaia che abbiamo ascoltato all'inizio di questa veglia di preghiera.
Il profeta esce con questo annuncio che è insieme una profezia e un augurio, un auspicio. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Sono parole scritte 2500 anni fa, parole che tuttora non sono state realizzate. La tragica invasione dell'Ucraina è una dimostrazione che siamo ben lontani dal godere del realizzarsi di questa antica profezia. Qualcuno potrebbe anche osservare, ma Isaia comincia il suo brano dicendo: alla fine dei giorni accadrà. Potremmo allora dire che è inutile sperare che questa profezia si realizzi ai nostri giorni. Essa si realizzerà, semmai si realizzerà, alla fine dei giorni, non certo nei giorni che viviamo. Qualcuno potrebbe dire questo. Ma noi siamo convinti che non debba essere così. Siamo convinti che non debba essere così. Il testo che abbiamo letto, tratto dal Concilio Vaticano II, da una delle più importanti costituzioni dogmatiche, la Gaudium et Spes, dice un'altra frase che mi ha ugualmente colpito. Dice così: è chiaro che dobbiamo con ogni impegno sforzarci per preparare quel tempo nel quale, mediante accordi delle nazioni, si potrà interdire, cioè cancellare del tutto qualsiasi ricorso alla guerra. Ci fa capire che quel tempo in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, quel tempo che Isaia profetizza per la fine dei giorni, dovrà e potrà realizzarsi come frutto di un impegno in cui tutti devono mettere il loro sforzo. È chiaro che dobbiamo con ogni impegno sforzarci per preparare quel tempo. Si tratta quindi di impegnarci ad essere operatori di pace. Dice Gesù nel Vangelo: beati gli operatori di pace. Beato chi diventa operatore di pace, beato chi incontra operatori di pace. Beati noi se in tutti gli ambienti in cui viviamo ci sforzeremo di far crescere relazioni di pace, non di aggressività, di dialogo, non di estraneità o peggio ancora di odio e di violenza. E tuttavia siamo anche consapevoli che l'impegno non basta. Un'altra frase che abbiamo ripetuto più volte: dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore. L'abbiamo cantata ripetutamente con una preghiera insistente, perché il Signore ci ha insegnato a bussare, a insistere. Bussate e vi sarà aperto. Se siamo qui in chiesa è perché siamo consapevoli che abbiamo bisogno della grazia, cioè dell'aiuto gratuito e fedele del Signore. Che nessuna nazione alzi più la spada contro un'altra nazione
potrà certamente essere il frutto del desiderio e dell'auspicio presente nel cuore degli uomini e anche degli sforzi, ma più profondamente è frutto dell'azione dello Spirito Santo, che fa crescere desideri di pace, di concordia, di riconciliazione e che ci aiuta a percorrere le strade per realizzarli. Che noi possiamo diventare, negli ambienti dove viviamo, operatori di pace, anche questo sarà certamente frutto del nostro impegno, ma più profondamente sarà frutto dell'azione dello Spirito che fa crescere nel nostro cuore desideri di pace e capacità di attuare relazioni di pace. Non dimentichiamo che il primo frutto dello Spirito Santo, secondo San Paolo nella lettera ai Galati, è proprio la pace. La pace. Siamo qui allora per chiedere al Signore questo grande dono, che cessi la guerra e che si ritrovino per la cara nazione ucraina sentieri di pace. Ma siamo anche qui per chiedere al Signore, per promettere a Lui di impegnarci per la pace, perché solo se cresce una cultura di pace sapremo reagire, non solo come singoli, ma anche come popoli, alle tentazioni di risolvere le tensioni e i conflitti con la violenza. Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. Dona la pace, Signore. Rimaniamo seduti. Chi ci separerà dalla sua gioia? Chi potrà strapparci il suo perdono? Nessun mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo, Signore. E ci lasciamo aiutare ora nella preghiera da padre Yuri Kodan. Carissime fratelli e sorelle in Cristo, gli eventi drammatici di oggi, che riguardando la sfascia invasione della nostra patria da parte dell'aggressore, hanno profondamente ferito ciascuno di noi. È difficile per noi ucraini accettare che i nostri parenti, i nostri amici che abbiamo lasciato in Ucraina corrono in pericolo di morte. Quante lacrime scendono dagli occhi delle mamme questo giorno. I nostri cuori si appiano non solo di preoccupazione, ma anche di disponibilità a fare dei passi concreti. In questi giorni stiamo tutti i nostri sacerdoti ucraini in Italia, anche i nostri fedeli si uniscono per aiutare per l'Ucraina.
prima di tutto, in momento di guerra vera, io come cappellano ucraino, responsabile della cura spirituale dei miei fedeli, ogni giorno, in diverse città, dalle diocesi Belluno-Feltre e nella diocesi Vittorio Veneto, ci riuniamo per la preghiera per la pace in Ucraina, preghiera per i nostri soldati, preghiera per le nostre famiglie e per i nostri feriti. Ci riuniamo per la preghiera nelle nostre comunità anche con diversi parroci italiani. Abbiamo tanti inviti a pregare insieme. Qua in Vittorio, nostra comunità, siamo in Chiesa Consolata, Santa Maria Vergine Consolata. Giovedì prossimo noi abbiamo sera alle ore 21 rosario. Accendiamo candele e preghiamo rosario per la pace in Ucraina. Corneliano, in Chiesa Maria delle Grazie, sabato abbiamo anche una preghiera per la pace, ore alle 14. A Vittorio, domenica prossima abbiamo anche ore alle 14, preghiera per la pace. Potete venire tutti quanti che volete pregare con noi. Mi preparo anche pezzi nostra liturgia in italiano, per dar capire per cosa chiediamo, come preghiamo. Chiedo a tutti voi che non sono indifferenti di pregare ogni giorno per la pace in Ucraina. Credo che il Signore ascolterà la nostra preghiera e ci aiuterà. Seconda cosa che facciamo in questo momento è stiamo aspettando tanti rifugiati. Servirà per noi un aiuto per ricevere qui anche i diocesi Vittorio Veneto. Stiamo cercando persone che possano accogliere questi rifugiati. Di solito arrivano donne con piccole bambine. Cerchiamo persone che possono anche aiutare con documenti. Terza cosa che facciamo in questo momento, noi raccogliamo medicine, cibo, denaro per i nostri soldati e per le nostre persone colpite dalla guerra. La Caritas di Diocesi Vittorio Veneto oggi ci aiuterà tanto. Faccio un esempio. Ieri la Caritas ha dato un furgone pieno di cose per mandare per l'Ucraina. In questo momento la Caritas di Diocesi Vittorio Veneto sta a raccogliere medicinali per i feriti e cerca posti per i profughi. Grazie mille per il vostro aiuto. Se qualcuno può aiutare, saremo felici di accettare il tuo aiuto. Infine vorrei ringraziare anche il nostro Vescovo Corrado, che sempre supporta la nostra comunità in Diocesi Vittorio Veneto. Ringrazio per tanti parroci delle diocesi, per tutti voi che sono venuti a questa preghiera, pregare per l'Ucraina, per tutti coloro che in questi giorni ci sostengono. Per noi, in questo momento difficile, è molto grande. Grazie mille a tutti.
Da questo silenzio scaturisce la nostra preghiera. Ci mettiamo in piedi, preghiamo in pace il Signore, Egli ascolti la nostra preghiera e ripeteremo ad ogni invocazione il ritornello cantato. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, noi abbiamo sulle mani il sangue di tante guerre. I popoli non si danno ancora fraternamente la mano. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, noi abbiamo assicurato il nostro benessere producendo armi e fornendole ai popoli poveri. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, noi abbiamo lasciato nascere i nostri pensieri e sentimenti che ci pongono gli uni contro altri. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, noi ascoltiamo ogni giorno, angosciati, impotenti, echi della guerra che ancora è presente nel mondo. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, guarda i nostri sforzi insufficienti, ma sinceri, i nostri progetti di giustizia e convertici alla pace. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, ispira ai potenti di questo mondo il timore di te e metti sentimenti di pace nel cuore degli uomini. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, ricordati di quelli che combattono contro la propria coscienza, di tutti i morenti, i sofferenti, le vittime della guerra. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore, venga il tuo regno di giustizia, di pace e di amore, e la terra sarà piena della tua gloria. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cantiamo insieme la preghiera del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Saziati dalla dolcezza dell'incontro con te, che illumini, sostieni e incoraggi il cuore dell'uomo nella ricerca della pace, ti supplichiamo, o Signore, fa che superiamo incolumi le violenze della guerra e custodiamo saldamente la tua legge di giustizia e di amore. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale chiedo a Don Andrea Forest, direttore della Caritas diocesana, di dare delle comunicazioni in linea con quanto ricordava poco fa Padre Iuri. Potete sedere. C'è stato oggi nel tardo pomeriggio l'incontro con la Prefettura di Treviso e siamo adesso un po' in grado di dare qualche informazione che poi sarà puntualmente pubblicata domani mattina nel sito internet della Diocesi di Vittorio Veneto e poi giovedì pubblicata nell'Azione, il settimanale diocesano. Attualmente abbiamo a disposizione 6 posti qui a Vittorio Veneto e nel giro di una settimana o 2 contiamo di averne altri 4 a Motta di Livenza in strutture che sono gestite dalla Caritas. 2 parrocchie si sono nel frattempo organizzate per accogliere altre persone, la parrocchia di Motta di Livenza, di San Cassiano di Livenza, e poi molti che stanno arrivando, altre 45 persone sono in viaggio dall'Ucraina e arriveranno domani verso mezzogiorno, hanno contatti con familiari e amici presenti dall'Ucraina qui in questo territorio. Sia che si arrivi per vie informali attraverso i familiari, sia che si arrivi attraverso i canali istituzionali della Prefettura, la Caritas diocesana è a disposizione per accogliere le persone che hanno necessità e sostenere anche le parrocchie in questo. Già sono arrivate diverse disponibilità da parte di persone di tutta la diocesi ad accogliere in proprie case i profughi che arrivano dall'Ucraina. Per organizzarci meglio facciamo riferimento a dei referenti foraniali. Domani mattina nelle informazioni che sono pubblicate saranno segnalati per ogni forania della diocesi dei referenti che accolgono la disponibilità ad accogliere persone dall'Ucraina nelle proprie case. Quelli che già l'hanno segnalato sono già stati censiti. È un bel segno di solidarietà che fa vedere come anche la nostra diocesi, tutti noi, sappiamo aprirci con prontezza alle necessità di chi è nel bisogno. Un secondo modo di aiutare, oltre che quello di offrire la disponibilità della propria casa, è quello di raccogliere e consegnare viveri e beni di prima necessità. Tramite Padre Iuri siamo già in contatto per la distribuzione, come è stato accennato, ma anche Caritas Italiana si sta attrezzando per avviare dei progetti in questo senso. Sempre nei riferimenti foraniali che verranno indicati domani, possiamo portare soprattutto medicinali, garze, antibiotici che abbiamo a casa, antidolorifici e poi ancora sacchi a pelo, coperte, viveri di pronto uso, in particolare cibo che non abbia bisogno di essere cotto e sia pronto per essere subito consumato. Anche qui poi, raccolto il materiale, possiamo inviarlo o tramite Don Iuri oppure tramite la Caritas Italiana. Un terzo modo di aiutare, e il più semplice, quello alla portata di tutti, è quello di un'offerta. È stato attivato un conto corrente bancario, tramite l'IBAN si può fare un'offerta alla Caritas diocesana di Vittorio Veneto
La gran parte della somma raccolta sarà devoluta a Caritas Italiana per i progetti che sta organizzando in questo momento. Una piccola parte sarà trattenuta per l'organizzazione qui in diocesi di quanto stiamo facendo per aiutare l'Ucraina. Ripeto, domani mattina ci saranno tutte le informazioni, sia per quanto riguarda l'ospitalità, sia la raccolta di generi alimentari, sia la possibilità di fare un'offerta. Ringrazio tutti coloro che in questi giorni si stanno dando da fare in vario modo. Ecco, cerchiamo di coordinare secondo queste indicazioni che sono state date, e se qualcuno, e come succederà, è in grado di offrire o posti di alloggio o aiuti, faccia sempre riferimento a quei numeri, a quelle indicazioni che verranno descritte nel sito della diocesi e nel giornale diocesano L'Azione. Concludiamo questa nostra veglia di preghiera che ci lascia sempre col cuore da un lato pieno di paura e di angoscia, ma anche dall'altro consolato dal fatto di sentire che il Signore non ci abbandona, chiedendo al Signore la sua benedizione, la benedizione su di noi che siamo qui presenti, la benedizione sui nostri fratelli e sorelle ucraini. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Tiziano nostro patrono, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E nel dire grazie a Dio ringraziamo la comunità che ha condiviso con noi, la comunità ucraina, la preghiera, grazie al coro, grazie alla cattedrale che ci ha ospitato, e direi che nei prossimi giorni debba continuare con intensità questa preghiera e continuare però anche la vicinanza concreta e vera alla comunità che vive in mezzo a noi, la comunità ucraina. Ci affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, Madre di tutti i cristiani, Regina della pace. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza del cuore. Ave, Ave Maria. Mentre ringrazio la Tenda TV e Radio Palazzo Carli che hanno irradiato questa veglia di preghiera, ricordo che, come ci ha invitato Papa Francesco, il giorno mercoledì prossimo, mercoledì delle Ceneri, è dedicato proprio alla preghiera e anche all'esercizio del digiuno per chiedere al Signore il dono della pace. Ecco, è un modo per continuare
come è stato ricordato, questa preghiera incessante che noi rivolgiamo con fiducia e speranza al Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Buonanotte e buon ritorno a tutti. Per defluire bene dalla chiesa è aperta anche la porta centrale, quindi possiamo uscire con calma e in modo ordinato. Thank you.